Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Sala Grande per questa proiezione pomeridiana nel terzo giorno del Pordenone Docs Fest. Vi do il benvenuto da parte del festival e anche da parte dello Young Club di cui sono rappresentante oggi e vi presenterò io insomma questo film. E noi siamo un gruppo di giovani appassionati di cinema e collaboriamo con Cinema Zero e per Cinema Zero facciamo molte attività, tra cui collaborare anche durante i festival. E siamo qui per la visione di un documentario del quale vedete già qui la regista con noi, si chiama Confessions of a Mole e vi chiedo di fare un grande applauso a Mo Tan. I'll just translate briefly for the English-speaking audience. So welcome everybody to the screening and welcome to the third day of the festival. I'm here as also as a moderator, but also as a representative of the Young Club. Young Club is a club made by youth, film passionate, and we work together with Cinema Zero in many projects and also for festivals. So we're here to watch the documentary Confessions of a Mole. We are honored to have here the director, so a huge applause for her. Mo vuoi dirci qualcosa? Do you want to say something? Thanks for coming to watch this film. I think we can talk later, no? Yeah. Okay. Yeah. Vorrei solo dire grazie di essere qui e ci vediamo dopo per le Q&As. Esatto, Mo ha già anticipato, questa era una breve introduzione, ma dopo la visione del film vi invito a rimanere in sala per poter ascoltare Mo su quello che ha da dirci riguardo al suo film e soprattutto poterle chiedere di chiarire delle vostre curiosità. Quindi vi auguriamo una buona visione e ci vediamo dopo per il Q&A. Grazie. Please stay after the screening because we will have the chance to talk to Mo and you can also ask any questions you might have. Enjoy. Bene, ben ritrovati a tutti. Finalmente abbiamo concluso la visione del film ed è il momento per parlare con la regista, quindi invito qui accanto a me Mo Tan e Caterina che ci aiuterà nella traduzione. Eccoci Mo. Bene, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo perché sapete nei festival i tempi sono sempre un po' stretti, quindi farò giusto qualche domanda e poi lascerò il microfono a voi per rivolgere le vostre curiosità. Mo. So the time is very short, unfortunately. So she will ask just a couple of questions, and then we'll leave the floor to you for any questions you might have. Bene. Mo, la prima cosa che vorrei chiederti è, ovviamente il tuo film parla di te e della tua storia e diciamo della tua storia molto molto privata, parla delle tue vicissitudini e parla della tua famiglia, del tuo rapporto con la tua famiglia. E sono argomenti delicati che non è facile trovare il coraggio di portarli sul grande schermo e di raccontarli a un grande pubblico. La mia domanda è quindi da dove ti è venuta questa voglia di raccontare la tua storia, la storia della tua famiglia e dove hai trovato il coraggio di farlo? So the film is about your story, about your very personal, very intimate story, and about also your relations with your family. So it's a topic that really needs a lot of courage to be talked about. So where did you find the courage and also the idea to tell the story? So I think the courage, I don't have it in the beginning because the beginning it was just a simple idea about the mole, which was very interesting for me because my parents had such obsession about it. And I was just curious why they had this obsession. And
it was just my curiosity, and then that's why I take the camera. And then when the story go deeper, or our life or our conflict opened more, actually in this time I every time take the camera has different reasons, because everything or every conflict we had, I had different feelings, and this kind of drive me to take up the camera. Sometimes can be very negative feelings or hate, or sometimes it's empathy or different feelings with each other. So the courage is like in the process. I start to have it when I see, yes, seriously, I have some problems. And I would like to solve this problem, and I would like to how to say, live better in a way, or yeah. So that's the start of this courage, and I would like to make this film to finish it. Yeah. All'inizio non avevo tutto questo coraggio, ero semplicemente, mi piaceva l'idea, ero un po' interessata a questa storia del neo, perché la mia famiglia era proprio ossessionata da questa storia, e mi sono chiesta perché, da dove nasce questa ossessione. Poi man mano che andava avanti il film, man mano che andava avanti la vita, e man mano che crescevano i conflitti con la mia famiglia, ho deciso di prendere proprio in mano la telecamera per diversi motivi. Diversi conflitti e anche vivevamo diversi conflitti e diverse emozioni, sia emozioni negative come per esempio l'odio, ma anche l'empatia. Diciamo che il coraggio è venuto poi man mano andando avanti, diciamo, nella storia, quando ho visto che avevo dei problemi e ho dovuto risolvere, e ho voluto risolverli anche per vivere meglio. Bene. E un'altra cosa che vorrei chiederti è anche una cosa un po' più tecnica, quindi ovviamente in questo film vediamo te che registri la tua vita quotidiana, quindi sembrano tutte effettivamente delle riprese improvvisate, insomma, stavi documentando la tua vita quotidiana. Però poi il film ovviamente è stato costruito, quindi la mia domanda è: avevi già l'idea di che cosa sarebbe stato il risultato finale del film? Quindi magari ti eri scritta qualcosa prima di iniziare le riprese, oppure il film lo hai costruito nella fase di montaggio? E in più una cosa molto particolare è la presenza della stop motion nel tuo film. E come mai hai deciso di inserirla e a che cosa ti è servita nello specifico? So this is more kind of technical question. So you recorded your daily life, and it almost looked like an improvisation, like an improvised footage in a way. So how did you think about the final result in the end? Was it did you have a sort of storyline, or was it more in the process of editing that you built the actual story? And the second part of the question is about stop motion. Why did you decide to use it? How did you use it? And what's the result? As I said, the beginning of the film, it was just idea about this mall, and I didn't picture how this film will look like, but I always had this type of filmmaking. I mean, I already did one short documentary which I use the stop motions. So technically, I always consider this is a tool for me. And about the story, I think as the protagonist of this film, also in a way, I'm the director, and it's for me, more or less, I just follow the fate coming to me. And then later I had this reflection, or I would like I have a very basic scene I would like to follow. It's just what kind of person in the end I would like to be, and what's the most healthy way for me to live in this world. And that's
that's the main scene or the main motivation to direct this story going, in a way direct my life going. So that's the thing. Yeah. Come dicevo prima, all'inizio avevo solo l'idea, insomma, di fare il film sul neo principalmente, non avevo in mente il risultato che avrei voluto ottenere. E per quanto riguarda invece lo stop motion, è una tecnica che avevo già utilizzato durante un cortometraggio. E invece per quanto riguarda la storia, diciamo che sia come protagonista che come regista ho un po' seguito il mio destino, diciamo. Solo dopo ho iniziato a chiedermi che persona volevo essere, come volevo vivere nel mondo in maniera sana, e da lì poi è partita la motivazione principale per fare il film e anche poi per vivere il film. Bene, e io avrei altre domande da farti, ma vorrei prima chiedere al pubblico se ci sono domande da rivolgere a Mo. Any questions from the audience? Ok. Yes, I found so much humor in your film. I enjoyed that, but I wonder, do your mother and father understand your sense of humor? Can I just translate? C'è molto humor nel film, anche tua madre e tuo padre hanno lo stesso senso dell'umorismo, l'hanno capito lo humor? I mean, for them, they give me the life. I think my humor sometimes from them, you know. But in the other hand, sometimes they feel it's too dark in a way. They don't feel comfortable with it. But now I'm okay with that. But in that time, I think we have more like conflict than now. And now we are more like accepting each other, who we are. So, yes, I think they accept my humor now, yes. Loro mi hanno dato la vita, quindi questa parte di humor, diciamo, l'ho un po' presa da loro, però in effetti pensavano che fosse un po' troppo scuro, diciamo, come humor, un po' troppo nero, ecco, e non si sentivano molto a loro agio, però adesso l'hanno capito, e anche all'inizio del film, diciamo, c'erano molti più, anche durante le riprese del film c'erano molti più conflitti, invece adesso, diciamo, accettano più la storia e anche il mio humor. Qualche altra domanda? Arrivo. Dov'era? You can use this one. Hello, hi. Thank you so much for the film. That was so refreshing to watch. So something like this. And my question is about, so your family didn't want that the family see this film. So did this film actually was in your country and it was in your city or not in the end? Grazie per il film, è stato molto rinfrescante, diciamo. Nel film si vede che la famiglia non vuole mostrare il film al resto della famiglia. Alla fine è stato mostrato in Cina o nel tuo paese? Because we just started the tour of the festival, and in China we haven't shown it. And also in my family town, I promised my parents, so I will keep the promise. And also, I think I respect how they feel about it. It's quite acceptable for me. Yeah. I will not show unless they change the mind. Yes, but I will ask. No, rispetto al loro volere, diciamo, quindi non è stato mostrato in Cina e non lo mostrerò neanche nel mio paese di origine, a meno che ovviamente cambino idea. Okay. Eccoci. La mia domanda è un po' qual è il tuo rapporto con il consenso, perché in tutte le scene dove c'erano persone che ti chiedevano di smettere di registrare, ho visto comunque che hai scelto di continuare invece, no? Personalmente nella mia pratica documentaristica questo non avviene, quindi volevo capire che rapporto hai col consenso, cioè se è informato, se no, questo. Grazie.
So what's your relation with consent? Because in many scenes we see that people just say, just stop, I don't want you to record it, but you keep recording. So as a documentarist, she doesn't do it. So what's your relation with the consent? Is it informed? Is it not informed? It's always informed, and I think in the beginning they accepted, but when we argue more, it's just become more intense with the existence of camera, and I think I don't really know because some people doing how to say it. I think sometimes I have to say I use the camera. It was with not like nice intentions, because in that time I was kind of full of hate in a way. But I think I have to face it, but I don't want to hide it in a film. And I hope you can see that, which I didn't hide it, and actually that also caused the problems of that. And I think that's part of me, like part of this process to kind of reflect the relationship between myself and the outside world somehow. Yeah. Sì, il consenso è sempre informato. All'inizio, diciamo, non ci sono stati problemi, ma man mano che magari le liti diventavano più intensi, ovviamente la telecamera, diciamo, anche un po' peggiorava la situazione, ma in realtà a volte proprio utilizzavo la telecamera quasi con delle cattive intenzioni, mossa dall'odio, ma era una cosa che dovevo fare in qualche modo per affrontare queste liti, e non l'ho nascosto, e voglio proprio che il pubblico lo veda, perché è parte di me, è parte del processo che è nel film, e mi è servito per riflettere su me stessa e su me stessa in relazione al mondo. Bene, purtroppo... Sì. Did you recover from cancer? Sì. Yes. You eat too much. I ate too much. You eat too much. Yes. Ok, direi che questa domanda, con questa domanda possiamo concludere, insomma, in un mood positivo questo incontro, e io ringrazio Mo per la sua presenza e ringrazio voi per essere rimasti qui, e se avete altri dubbi o domande magari Mo si può fermare anche qua fuori a rispondere alle vostre curiosità.